Ambulanti di Piazzotto Montevecchio prigionieri della nuova viabilità. Da lunedì il centro storico di Bassano è tagliato in due dal cantiere del ponte Ferracina. Circolazione stradale stravolta tra divieti di transito e sensi unici. E poi c'è il tappo di via Pusterla, off limits per i mezzi di altezza superiore ai 2,30 m che finirebbero per incastrarsi sotto l'arco. Se sto qua fin stasera, adesso sto qua, non so per dove andare a casa, adesso vedremo se i colleghi verso le 2 si sposta dalla piazza, andare in contromano è un rischio perché sono da sola e dovrei mandare avanti qualcuno. Stamattina i vigili non sono neanche sono passati stamattina, no? Ecco, quindi non abbiamo indicazioni. Comunque io devo andare qua contromano per forza perché mi dicono che la strada di là è chiusa. Ma poi via Gamba cosa fa? Va contromano un'altra volta? E vado giù. Quanto è alto il suo mezzo? 3,50 m. Lei lo sa che c'è un arco? No, ma non vado giù io. Ma va contromano ancora in via Gamba? Ecco, per dove devo uscire? È l'unico passaggio quello lì. Piazzotto Montevecchio, insomma, è diventato una trappola per questi ambulanti del mercato del giovedì. Non hanno ricevuto indicazioni dal comune o dagli agenti della polizia locale. Le uniche informazioni le hanno avute dai residenti. I vigili sono venuti a dirglielo? No, niente. Qualcuno le ha dato indicazioni? No, nessuno. In teoria mi hanno detto che c'è un ponticello che è basso, è alto 2,30 m, il mio furgone è 2,70 circa. Chi gliel'ha detto? Mi ha detto qua i residenti, i signori qua al bar, e mi ha detto che ne sto ponticello, perché se io passo di là e non so quanto è alto, magari che non mi incastro, oppure non riesco più a fare retromarcia, va bene dai, in qualche modo troveremo soluzione. Troveremo una soluzione, ci dice questa signora, tra sensi unici percorsi al contrario, strane manovre improvvisate e un po' di buonsenso. Magari bastava soltanto dare qualche informazione in più per creare meno confusione ed evitare questi spiacevoli disagi.